Buongiorno, ben trovati da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Condannato a 8 anni e 8 mesi il primo dei 7 stupratori di Asia, la 19enne vittima della violenza di gruppo lo scorso luglio al Foro Italico a Palermo. Gli altri 6 imputati andranno a processo ad aprile. Armi, droga e bische clandestine, blitz a Siracusa contro il gruppo della Borgata, affiliato ai Bottaro Attanasio. 6 fermi nelle intercettazioni, per prendere il paese ci vogliono i morti. Ruspe in azione a Randazzo per demolire 2 stalle abusive in aperta campagna usate per nascondere le armi dei Sangani, clan già azzerato da inchieste e arresti. La strage di Altavilla, mentre risuonano ancora le frasi pronunciate a settembre dal parroco su presenza demoniaca in paese, le indagini proseguono. Oggi rissa sferracavallo nella casa della coppia di presunti complici. Allarme fentanyl, il farmaco piace usato come droga dagli Stati Uniti ai quartieri delle nostre città. Il Ministero della Salute chiede il potenziamento dei controlli nelle strutture sanitarie. Fermiamo la scia di sangue. Anche in Sicilia la mobilitazione organizzata dalla CISL contro le morti sul lavoro, presidi e flash mob davanti le sedi delle prefetture. Calcio, vigilia di campionato per Catania e Messina, rossazzurri ad Avellino per tentare di rialzarsi, al Franco Scoglio invece arriva il Crotone. 8 anni e 8 mesi al primo dei 7 presunti stupratori di Asia, la 19enne vittima della violenza di gruppo dello scorso luglio a Palermo al Foro Italico. Oggi è arrivata la sentenza che è stata appunto comminata dal GIP del Tribunale dei minori, mentre gli altri imputati andranno a processo ad aprile. Sentiamo Maglio Viola. Arriva la prima condanna per lo stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo. Il GUP Maria Pino del Tribunale per i minorenni ha condannato a 8 anni e 8 mesi l'unico minorenne imputato per questa vicenda avvenuta lo scorso 7 luglio. Il ragazzo, secondo le accuse, ha preso parte allo stupro di gruppo di una 19enne in un cantiere abbandonato del Foro Italico. Il processo si celebrava con il rito abbreviato. Il PM aveva chiesto 8 anni. Il minore è stato difeso dall'avvocato Pietro Capizzi, mentre la vittima della violenza è stata assistita dall'avvocato Carla Garofalo. Per la medesima violenza sono accusati anche i maggiorenni Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Cristian Maronia, Samuele Lagrassa ed Elio Arnao, che in questo momento sono tutti in carcere. Anche loro hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato in un processo che inizierà invece ad aprile. Il minorenne condannato oggi invece era stato arrestato ad agosto. All'inizio era stato affidato ad una comunità, ma successivamente era stato nuovamente rinchiuso al Malaspina dopo aver pubblicato sui social commenti e video in cui quasi rivendicava gli abusi. A suo carico anche una chat in cui ammetteva con un amico che la 19enne non era consenziente. Ieri 2 operazioni antimafia a Palermo, oggi è stato il turno di Siracusa, è stato sgominato il clan satellite dei Bottaro Attanasio che operava nella borgata mirando alla conquista della città. Per prenderti il paese, si sente dalle intercettazioni, ci vogliono i morti. Sentiamo Francesco Aloi. Ci vuole i morti, vuole capire o no? Ci vuole la guerra, che non si sa dire sfatta, non si sa dire la sede d'altro, perché chiaro tuo paese ci vuole i morti, perché un mercato è libero. Volevano i morti e la guerra, così il clan della borgata costola dei Bottaro Attanasio voleva conquistare Siracusa, ma il disegno criminale è stato bloccato dalla polizia. 4 gli arresti, associazione mafiosa e porto illegale di armi, reati contestati. Era questa la regola che seguivano. Per dettare la loro legge, quella mafiosa, dovevano dare l'esempio anche con le armi. Caro mio, ora sai che non ha battuto, che non ha celato, a 44 Smith. Ma io una 9, una 6, hai visto sì,
E tu che sei da sabbare? Gestivano traffico di droga ma anche bische clandestine. Quando qualcuno doveva saldare un debito ricorrevano alle maniere forti. Un mese fa avevano preso a colpi di pistola la finestra dell'abitazione di un uomo. Non si erano fatti intimorire nemmeno dalla luce accesa. Gli investigatori della mobile, coordinati dalla DDA di Catania, hanno trovato e sequestrato armi, droga e giubbotti antiproiettile. Parte del materiale era nascosta a casa di 2 uomini vicini al sodalizio, anche loro finiti in carcere. Dunque diverse operazioni antimafia in Sicilia, solo in 48 ore, pensate, sembrerebbero tempi duri dunque per Cosa Nostra, ma dalle inchieste emergono dettagli preoccupanti sull'espansione delle attività della mafia e sulla inarrestabile capacità di riciclare uomini e trovare nuove leve, il servizio. Tempi duri per Cosa Nostra, la mafia palermitana padrona del territorio ha incassato 3 duri colpi in 48 ore. 3 diverse operazioni di polizia e carabinieri hanno inferto perdite significative alle cosche, da Palermo, mandamento di Portanuova, a Palermo, mandamento Centro Reto, passando per la cosca di Trabia e Caccamo. 3 operazioni che potrebbero segnare punti a favore dello Stato, ma dalle quali emergono dettagli preoccupanti, invece, sulla capacità della mafia che continua a rigenerarsi, riorganizzarsi sempre, mettere in campo uomini nuovi e nuovi affari. Un segnale fortemente preoccupante viene dal quartiere Sperone, dove la cosca era già sotto indagine, ma il boss emergente di appena 37 anni è stato assassinato proprio mentre veniva intercettato. Gli arresti non erano ancora maturi, ma il blitz è scattato lo stesso per paura di ritorsioni, dell'esplodere di una vera e propria guerra fra cosche. Guerra evitata, ma operazione dimezzata, e così anche la conoscenza del territorio e degli affari di una famiglia che stava estendendo il suo controllo, imponendo il pizzo anche alle attività criminali come il gioco d'azzardo. Segnali simili in provincia, dove la cosca di Trabia Caccamo è stata decapitata per la 3ª volta in pochi anni. Una ventina di arresti, ma subito ci sono giovani pronti a riprendere in mano le fila delle estorsioni. Infine l'arresto di Giuseppe Auteri, reggente di Portanuova, che era ricercato dal 2021. Sfuggito all'operazione Vento, continuava a nascondersi in Bellavista, in centro, a Palermo. Uvassoiu, come veniva chiamato, era pronto con le portate per tutti i gusti criminali. Non ha opposto resistenza all'arresto, ma era armato, segno che il suo controllo del territorio non è certo stabile, non è assoluto. I grandi boss del passato non avevano bisogno di girare armati, al massimo mandavano qualcuno a sporcarsi le mani. E a Randazzo adesso, dove si sbriciola letteralmente il potere dei Sangani, il clan già azzerato da inchieste e arresti. Ruspa in azione infatti per demolire 2 stalle abusive in aperta campagna che servivano per nascondere le armi. È andato Tonino De Mana. Azzerato da arresti ed inchieste, il clan Sangani incassa un altro duro colpo, forse quello definitivo. La ruspa che vedete demolisce le stalle abusive incontrata a Dagala Longa a Randazzo, comune sciolto per mafia, dove lo Stato ottiene una simbolica vittoria, anche se per ottenerla ha dovuto attendere ben 35 anni. In questo terreno e in questi manufatti, oggi fatiscenti, sono state nascoste armi e chissà che non siano state quelle che hanno ucciso Antonio, Pietro e Vincenzo Spartà, rispettivamente padre e fratelli di Rita Spartà, la donna coraggio che più volte ha denunciato Cosa Nostra. La pioggia non ferma i mezzi meccanici che abbattono 2 vecchi manufatti, rispettivamente di 150 e 300 metri quadrati, in un'azione congiunta effettuata da carabinieri, polizia, vigili urbani di Randazzo e coordinata dalla questura di Catania, presente il vicequestore Paolo Leone. C'è tanta voglia di legalità e soprattutto la volontà di recuperare il terreno perduto, visto che lungaggini giudiziarie e burocratiche si trascinano dal 1989, quando per la prima volta vennero sequestrate le stalle appartenenti ai Sangani. Sul posto i commissari prefettizi Isabella Giusto ed Alfonsa Caliò, in rappresentanza del comune di Randazzo, sciolto per infiltrazioni mafiose il 25 gennaio scorso. Lo Stato c'è, assolutamente presente, questo era un problema che è stato evidenziato in maniera, come avete potuto anche leggere negli atti che sono stati pubblicati nella relazione di scioglimento. Questo era un abusivismo che andava assolutamente demolito. In questa stalla c'erano anche delle armi e comunque si dà il colpo definitivo al clan Sangani. Speriamo di sì, certo, è un momento importante, per la comunità tutta. Colpo su colpo cadono travi e mattoni e contestualmente si sgretola il potere dei Sangani affiliati al clan Laudani di Catania.
E adesso andiamo ad Altavilla Milicia, proseguono le indagini degli inquirenti sulla strage familiare. Oggi i RIS si sono recati nell'appartamento di Sferracavallo della coppia che assieme a Barreca e la figlia del muratore sono accusati di omicidio plurimo. Marco Gullà. Dalle parole del prete di Altavilla Milicia, Don Priola, che sostiene che in paese ci siano comunque persone indemoniate, a quelle del sindaco che difende il parroco, anche se una delle omelie del prete, celebrata il 3 settembre scorso, continua a far scalpore e a suscitare polemiche. Don Priola diceva che ad Altavilla c'erano presenze demoniache, lo aveva detto prima della strage. Proseguono le indagini degli inquirenti, intanto sulla mattanza di Altavilla. Oggi i RIS lavoreranno sull'altro fronte, quello relativo alla coppia che ha partecipato agli omicidi. In queste immagini l'arrivo nell'appartamento a Sferracavallo di Sabrina Fina e Massimo Carendente. Cosa cercano i RIS? Domande che in questo momento non hanno una risposta. Presente anche l'avvocato di Giovanni Barreca. Secondo il legale, l'uomo si sta rendendo conto gradualmente di cosa è successo. Su quello che è successo, però alla fine prevale il fatto che è stato compiuto il volere di Gesù sostanzialmente, perché lui ha agito in nome di Gesù in questa attività di purificazione della famiglia Barreca, per cui è combattuto. Da un lato si rende conto che non ha più una famiglia, ma dall'altro lato è confortato tra virgolette dal fatto che è stato raggiunto il volere di Gesù. Ci occupiamo adesso dell'allarme sul fentanyl, che di base è un farmaco oppiaceo ma che è diventato la droga sintetica degli zombie che sta creando allarme un po' in tutto il mondo. Il Ministero della Salute chiede anche in Sicilia il potenziamento dei controlli nelle strutture sanitarie. Giusy Lazzara. Sono i nuovi zombie, barcollano sui marciapiedi. Li vediamo in queste immagini girate in America, dove l'anno scorso sono morte 110.000 persone per overdose da fentanyl. Il farmaco oppiaceo utilizzato nella terapia del dolore si è trasformato, per una circolazione fuori controllo, in una droga letale. E il pericolo corre sul mercato globalizzato delle droghe. Anche in Italia a far alzare l'allerta la circolare del Ministero della Salute, con le indicazioni per ridurre al minimo il rischio che questi farmaci escano dal circuito sanitario legale. L'allerta è arrivata il 2 febbraio e siamo tutti con gli occhi aperti. Infatti molti dei nostri ambulatori si sono procurati dei kit per poter determinare la presenza di fentanyl o di ossicodone negli esami tossicologici urinari. E sta cambiando anche il mercato delle sostanze. Le mafie internazionali, in Italia l''ndrangheta, puntano ormai da qualche anno sulle droghe sintetiche. Il principale paese produttore di oppio con cui si fa l'eroina, che è l'Afghanistan, ha ridotto del 95%, forse anche di più, la produzione. Quello che temiamo possa avvenire è la comparsa di sostanze eroino-simili sintetiche, come i fentanili e l'ossicodone, che sono farmaci. Nel frattempo di vera emergenza si parla per il crack, micidiale droga a basso costo, diffusa sempre più fra i giovani. Condiziona una ricerca di soldi, perché subito appena hai finito di farne uso, di fumarla, ti viene voglia di prenderne ancora. E anche dei comportamenti impropri, a volte aggressivi. E adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa, torniamo tra poco occupandoci della manifestazione della CISL contro le morti bianche. Tornati in studio, si è svolta anche in Sicilia la mobilitazione nazionale Fermiamo la scia di sangue, organizzata dalla CISL contro le morti sul lavoro. Presidi e flash mob si sono svolti davanti le sedi delle prefetture dell'isola. Davide Sardo.
Non si attenua l'escalation di morti vittime del lavoro in Italia. Nel solo mese di gennaio 2024 sono state già contate 45 morti bianche, di cui 2 in Sicilia. Nella classifica dei territori più colpiti dal funesto fenomeno, l'isola si piazza nella cosiddetta zona arancione, insieme a Sardegna, Liguria, Lazio e Piemonte. L'analisi territoriale mostra incrementi di incidenti mortali sul lavoro, soprattutto al sud. Con lo slogan "Fermiamo la scia di sangue", il sindacato CISL ha organizzato una mobilitazione nazionale con presidi davanti alle prefetture, anche ad Agrigento. Contiamo di portare sul tavolo ancora più pesantemente quello che è il problema della salute e della sicurezza sui posti di lavoro. La CISL ha stilato un decalogo, sono idee e proposte fattive che lasciano poco spazio all'immaginazione. La mattina ogni lavoratore esce di casa e rischia di non fare rientro più a casa, significa l'incolumità di ogni lavoratore, anche sotto pressione anche delle aziende. I dati sono allarmanti, i dati sono ormai troppo esagerati e quindi bisogna dare una svolta a questo sistema che non va. Innanzi al Palazzo del Governo si è svolto un flash mob, obiettivo un patto di responsabilità tra sindacati, istituzioni e imprese per arrestare il bollettino quotidiano delle vittime del lavoro. E si continuerà a parlare di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a Sicilia 24 Focus di oggi. Dopo il telegiornale, ospiti di Adelaide Barbagallo saranno l'ingegnere Antonio Leonardi, direttore del Dipartimento Prevenzione dell'ASPA di Catania, il dottore Paolo Ravalli, direttore del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, e l'avvocato Federico Lentini, coordinatore regionale dell'Associazione Imprese d'Italia. Potrete inviare le vostre domande con un messaggio al 342 74 55 005. In prima nazionale, domani a Catania, all'Accademia delle Belle Arti, il corto Il Sesto Sigillio. È la storia di una donna, si chiama Tatiana, costretta a fare una scelta drastica nella pellicola sulla guerra in Ucraina, diretta dal regista Biloshitsky, che abbiamo sentito oggi in collegamento proprio dall'Ucraina. È molto importante che tutto il mondo sappia di più della guerra in Ucraina. Il film in oggetto è un racconto psicologico che affronta i temi dell'esperienza della guerra a partire dalla vita normale di una donna ucraina, Tatiana. Lei è una semplice commessa, però in questa situazione tragica deve compiere una scelta essenziale nella sua vita. E lei fa questa scelta, rinuncia della felicità personale, lei va a fronte. Insomma, questa indagine psicologica ci fa vedere come si cambia e come si nasce una nuova dimensione mentale. L'aggressione militare russa su larga scala porta ogni giorno alle vittime. Per dirvi che 2 o 3 giorni fa ad Odessa erano massacrati dei missili russi che hanno ucciso anche neonati, hanno bombardato Venezia e poi hanno bombardato pure il centro della città. E proprio questo avvenimento ci ha fatto capire che dobbiamo reagire e fare un film sulle vittime di questo attacco russo militare sul centro di Venezia. Siamo, ripeto, non so adesso se cade questo missile o non cade. Siamo veramente in tempi di apocalisse, di cui si dice il sesto sigillo. E adesso voltiamo pagina, ci occupiamo del maltempo in Sicilia. A caratterizzare queste giornate il vento, mari agitati con piogge e nevicate in quota nel Palermitano e Messinese, tanto vento come dicevamo nel Catanese che rimane a secco di pioggia. Il servizio è di Eva Spampinato. Venti forti, mare in tempesta e qualche collegamento saltato con le isole minori della Sicilia, nevicate sopra i 1400 metri sull'Etna e a partire da quote più basse sul settore tirrenico, Nebrodi e Madonie. Ecco il quadro meteorologico di una Sicilia sferzata dai venti di origine nord atlantica e in cui le temperature rimangono in calo.
Un quadro tipico del mese di marzo, spiegano gli esperti, con venti forti nord-occidentali e rinforzi di burrasca sui rilievi, ma che andrà a migliorare tra stasera e domani mattina. I versanti tirrenici occidentali rimangono quelli più colpiti dalla perturbazione atlantica, che porta cieli molto nuvolosi e coperti con qualche piovasco. Nel catanese invece tanto vento, conclude Alfredo Aragonese, temperature basse ma poca pioggia e localizzata. Da domani e fino al weekend il quadro sarà in netto miglioramento, torna il sole, le temperature saranno in leggera risalita, ma sempre all'insegna della variabilità. E adesso tutti si domandano se l'ultimo mese d'inverno potrà far recuperare la pioggia persa, perché il problema più grande che si dovrà affrontare la prossima estate, oltre a quello delle alte temperature, sarà la mancanza di acqua, con la parola razionamento idrico che comincia a far capolino sui tavoli istituzionali e nell'agenda collettiva. Ci fermiamo ancora, in chiusura il calcio con la vigilia di campionato per Catania-Messina. Vigilia di campionato per il Catania, rossazzurri in evidente difficoltà appunto in campionato, e domani giocheranno in trasferta contro l'Avellino, l'attuale quarta forza del girone. Francesco Triolo. Una pesante, rischiosa spirale da cui uscire al più presto. 2 sole vittorie nel girone di ritorno, come la Turris che occupa il quintultimo posto, quello che vale i play-out, da cui adesso bisogna guardarsi. Il Catania non può più perdere tempo ed occasioni, deve rialzarsi e farlo subito. Ne ha le potenzialità, deve solo innescare quella scintilla che in campionato sta rimanendo spenta. Adesso, per troppo tempo, e poco importa l'avversario che si ha di fronte, domani come nelle prossime partite, tutti i concetti che Lucarelli sta cercando di far comprendere alla sua squadra, non solo negli ultimi 2 giorni. Domani ad Avellino il Catania si troverà di fronte a una squadra che ha cancellato il tabù interno solo nell'ultima gara giocata al Partenio contro la Casertana, dopo quasi un girone di sofferenza davanti ai propri tifosi. Anche quello dei rossazzurri sembra più un blocco mentale di approccio, di convinzione, piuttosto che di difficoltà create da chi ha di fronte nei 90 minuti. Non si può giustificare altrimenti la metamorfosi di una squadra che vince in maniera netta contro la prima in classifica e poi si fa imporre soffrendo il pari dalla penultima. La condizione fisica sta incidendo, il cambio di preparazione da un allenatore all'altro, ma la rosa dei rossazzurri è talmente ampia qualitativamente e quantitativamente che non si può immaginare un calo di rendimento così pesante da parte di tutti. Anche perché la partecipazione ai play-out annullerebbe la finale di Coppa Italia e la possibilità di giocarsela partendo da una posizione privilegiata nella griglia, come sarebbe se si arrivasse terzi. Un'eventualità da non dover nemmeno prendere in considerazione, ma anzi da cancellare al più presto, come con i risultati e le prestazioni già da domani, perché il tunnel sta diventando troppo stretto. E domani pomeriggio, nell'ultimo turno infrasettimanale della stagione, il Messina ospiterà al Franco Scoglio il Crotone. Con un successo i giallorossi potrebbero entrare nella zona play-off. Sentiamo Sergio Colosi. Può essere la partita della definitiva svolta contro il Crotone, settima forza del torneo. Domani pomeriggio al Franco Scoglio il Messina può chiudere il discorso salvezza e aprire il capitolo play-off, sfiorato nelle dichiarazioni anche da Marco Zunno, con 6 centri, secondo cannoniere giallorosso dopo Mausso, ad un passo dalla doppia cifra. Il primo obiettivo del Messina ora è la salvezza e poi dobbiamo stare spensierati, non ci dobbiamo porre dei limiti ed è giusto sognare. Il Messina non supera il Crotone dal 2002, 4-0 al Celeste in Serie B. In città c'è entusiasmo, si prevede un buon incremento di tifosi rispetto alla media stagionale. Modica recupera Firenze che ha scontato la giornata di squalifica. Pacciardi migliora ma non è pronto. Impegni ravvicinati ma turnover ridotto. Si punta forte su questa gara, senza pensare alla prossima di Benevento contro la vice capolista. Per il Crotone periodo di crisi, 5 punti in 8 partite. In panchina si sono alternati 2 ex rosanero. Passaggio di testimone da Lamberto Zauli e Silvio Baldini, che in 2 giornate ha subito altrettante rimonte, prima a Foggia e poi in casa con il Giuliano. Era il nostro ultimo servizio, Sicilia 24 si chiude qui. A tutti grazie per averci seguito e vi ricordo che il telegiornale tornerà su Telecolor alle ore 19. Vi lascio adesso con Sicilia 24 Focus insieme ad Adelaide Barbagallo. A tutti buon pomeriggio.